molto triste, molto funereo, molto brutto. Tarvisio è in lutto. Io vi posso innanzitutto raccontare che tutti conoscevano Simone, non c'era una persona in città che non lo conoscesse, ma nessuno se la sentiva di raccontarci un ricordo, perché appena vedevano noi con il microfono scoppiavano a piangere al solo pensiero di dover pensare a cosa dire. Questo è semplicemente un modo per raccontarvi la tristezza che si sta vivendo a Tarvisio. Una tragedia indescrivibile, quella che ha colpito la comunità tarvisiana nella serata di mercoledì 4 febbraio, e non ci sono parole per provare a raccontare il dolore che stanno provando i familiari e tutti gli amici che conoscevano Simone De Ciglia, il ragazzo di 33 anni tarvisiano doc che ha perso la vita tra il Monte Lussari e il Monte Prasnica a quota 1600 metri, travolto da una valanga. Il rischio era alto, l'allerta valanghe era di grado 4, e cioè considerato forte, ma Simone quei posti li conosceva da sempre. Era il primo pomeriggio quando con alcuni amici era andato a sciare con il suo snowboard, alcuni video, alcune foto nel boschetto e poi il rumore della valanga che lo travolge. Gli amici se ne accorgono, lo tirano fuori, poi chiamano i soccorsi intorno alle 16:30, ma a causa del meteo l'elicottero non può decollare, arrivano quindi con i mezzi da neve e lo rianimano a lungo. Simone è ancora vivo, in serata quindi parte la corsa disperata all'ospedale di Udine, dove purtroppo il suo cuore smette di battere a causa dei gravissimi traumi riportati. Dalle prime indiscrezioni sembra che ad essere stato fatale sia stato il violento impatto contro un albero. Adesso la Procura della Repubblica potrebbe disporre l'autopsia. Ma sicuramente io sto raccogliendo in questi istanti, in questi ultimi momenti, veramente una difficoltà enorme della comunità a vivere questa tragedia. Simone era molto conosciuto, era una persona stimata e ben voluta da tutti, e quindi c'è una comunità in lutto in questo momento e anche frastornata. Chiaramente non ci sono parole di fronte ad una vita venuta a mancare proprio nel momento proprio più bello in cui lui, diciamo, esprimeva al massimo la sua passione, il suo desiderio di vita. Chiaramente come uomo di fede vedo anche che tutto, diciamo, tutto di noi comunque avrà un senso più grande, anche se qua giù sulla terra chiaramente è difficile, ecco, da comprendere, perché il dolore umanamente c'è. Simone stava cercando qualcosa di grande, qualcosa di immenso, qualcosa per il quale stava spendendo la vita, questa forza della natura che lo attirava.